Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, sesta giornata del massimo campionato di hockey su pista, campionato numero 100, la federazione centenaria si appresta a giocare questa partita sul pala hockey di Forte dei Marmi, sul parquet rosso-blu si affrontano lo Broker Bassano e la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi. Intanto che vediamo le immagini delle squadre al centropista per il saluto ufficiale al pubblico che nonostante la giornata infrasettimanale insomma è un discreto pubblico, e andiamo a vedere le formazioni iniziando ovviamente da quella ospite, la squadra veneta del Bassano che arriva in Versilia con la maglia classica in giallo-rosso, colori ufficiali, con il numero 11 Bertuzzo, con il 2 Amato, con il 4 Sgaria, con il 5 Pozzato, con il 7 Baggio, con il 9 Muglia, con il 23 Coi, con il 58 Spuccato, con il 74 Cancela, con il 32 Veludo, Francisco Veludo, portiere angolano in forza quest'anno al Bassano. L'allenatore è Neves Viterbo e dunque questa è la formazione che andrà ad affrontare la squadra di casa, la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi, che vediamo in sovraimpressione la formazione con il numero 22 Riccardo Gnata, con l'11 Elia Petrocchi, con il 3 Mark Gual, con il 9 Pedro Gil, il 10 per Domenica Luzzi, il 5 per Federico Ambrosio, il bomber ex di turno, con il 99 Rick Torner, con il 57 Chicco Francesco Rossi, con il 26 Elia Cippini, con il 35 Mattia Taiti, l'allenatore è Roger Molina, allenatore della squadra rosso-blu. Partita importante, il Bassano al momento dovrebbero essere 4 vittorie a un pari per il totale di 13 punti. Il Forte dei Marmi ha una gara in meno ma è a quota 9, dunque gara importantissima fra una formazione che forse Giulio non esprime un hockey stupendo ma che comunque alla fine i punti li porta sempre a casa. Sì, intanto il fatto che sia imbattuto e che abbia vinto tutte le partite tranne una pareggiata la dice lunga sulla quadratura di questa squadra, una squadra che è stata cambiata poco. La partenza più eclatante è stata quella ovviamente di Ambrosio, che è tornato a Forte dei Marmi, poi c'è stato un cambio dei portieri con Català che è andato a Sandrigo e Veludo che è tornato in Italia, e poi è arrivato Pozzato dal Sandrigo se non vado errato, quindi non molti cambi, anche perché comunque l'intellatura era già forte con giocatori di grandissima esperienza come Amato, come Coi, come Muglia, come naturalmente Cancela che qui a Forte dei Marmi è più che conosciuto, e anche elementi come Spuccato, come Baggio, come lo stesso Sgaria, anche lui è un nuovo arrivato, il fratello minore del portiere del Valdagno, che sono comunque in grado di garantire un buon rendimento. Quindi un Bassano che è indubbiamente una squadra da considerare con la massima attenzione. Si è parlato tanto del Forte dei Marmi di Tristino, giustamente si è parlato di Valdagno che invece è a 0 punti, e invece a proposito di squadre venete, a parte il Tristino, c'è proprio questo Bassano che fino a questo momento ha fatto bene e chiaramente ha intenzione di continuare. Quindi per il Forte dei Marmi un test molto importante, un Forte dei Marmi che è reduce da 2 partite consecutive senza subire reti, il che nell'hockey è tanto veramente, e però appunto deve ancora comunque recuperare quella partita col Montebello, ma anche così facendo e anche ipotizzato che vinca stasera non basterebbero i punti conquistati a raggiungere un Bassano che resterebbe comunque anche un punto avanti. Però intanto chiaro che il Forte dei Marmi cercherà di portare a casa 3 punti, quantomeno per tenere il passo del Tristino, che recupererà la partita con il Lodi il 30 novembre quando il Forte dei Marmi recupererà quella col Montebello, e ridurre quindi mantenere il passo del Tristino e ridurre anche il distacco al minimo con il Bassano, sempre ammesso che poi il Forte dei Marmi vinca il recupero col Montebello. Un sacco di intrecci, siamo soltanto alla sesta giornata di partite all'aria, ce n'è già parecchie, comunque speriamo che dopo il mondiale sia un po' più facile da seguire anche per chi lo fa con mestiere, ma soprattutto per chi magari non lo segue con quella passione con cui molti seguono il calcio. E certo vedere che stasera si gioca 4 partite, 2 si giocano sabato, un altro si gioca il 30 novembre, non è poi la cosa più facile di questo mondo.
E intanto vediamo i quintetti in pista con il Bassano che parte: Scuccato, Amato, Coi, se non vado errato, no, Scuccato, Amato, il numero 5 è proprio Pozzato, dunque Coi tenuto al momento a riposo, e Cancela ovviamente imprescindibile nella formazione del Bassano. Dunque si parte con una formazione forse un attimino più avanzata, e intanto il primo tiro è per Scuccato, risponde senza troppi problemi e poi riparte in contropiede. Attenzione, Cinquini al limite dell'area, l'uscita del portiere con l'aiuto di Cancela impediscono la conclusione, ma è ancora il Bassano a muoversi. Dicevo, il Forte dei Marmi, Gil e Ambrosio davanti, a protezione del portierone Riccardo Gnata ci sono Torner e Cinquini. Dunque queste le formazioni in partenza, e vediamo il Forte Marmi che può soffrire di questa punizione con Rick Torner in possesso di sfera. Torner, il tiro di Torner è murato, la sfera è però per Ambrosio che riesce a girarla all'indietro per Gil. Ambrosio ancora Pedro Gil cerca il frizzante al centro, poi la sfera rimane lì, ci prova Ambrosio, si avventa sulla sfera ma Veludo fa buona guardia. Sfera all'indietro, Cinquini ancora per Ambrosio, un tiro per parte, un'occasione per parte. Ci prova adesso Ambrosio ma la sfera è recuperata, attenzione, scatta il contropiede giallo-rosso, poi si ferma Scuccato, torna alla manovra. Amato in possesso di pallina per Pozzato, da questi a Cancela, fascia destra per lui, punta l'avversario, lo scarico presumibilmente sarà su Amato arretrato, disturbato da Ambrosio, poi trova un filtrante che però viene recuperato da Elia Cinquini, da questi a Pedro Gil, l'accelerazione di Gil, la chiamata di Gil murata dall'avversario, poi si lotta all'angolo, la sfera data in profondità per Cancela ma è solo fra due avversari, decide di tornare ad impostare e si difende la CDS Impianti. Ancora Amato in possesso di pallina, lo scarico è per Scuccato che ha un buon tiro dalla media distanza, lo effettua anche in questo frangente, sul primo palo non si fa ingannare Riccardo Gnata, poi finisce a terra sulla spinta dell'avversario Elia Cinquini, la punizione e il primo fallo di squadra a carico del Bassano, già battuta. Ambrosio in possesso di sfera, Ambrosio all'indietro per Torner ancora per Cinquini a manovrare, l'appoggio per Gil, dall'altra parte Ambrosio, Torner dietro per Ambrosio, percussione di Ambrosio, sfera per Gil, molto chiuso il Bassano, Gil ancora, poi riesce a salvare sfera ma per linee esterne, sono 10 secondi per andare al tiro per il rosso-blu. Eccolo adesso Torner, la possibilità del tiro in una qualche maniera, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, Forte Marmi che rimane con 5 secondi per arrivare alla conclusione. La punizione in favore del Forte Marmi, messa al centro la deviazione volante di Ambrosio, però non dà frutto, la recupera Amato per i suoi, capitano della formazione giallorossa. È un Bassano molto attento in fase difensiva, cerca di chiudere ogni varco, anche perché ovviamente può contare il Forte Marmi su diverse bocche da fuoco. Adesso, anche come in questa occasione, il tiro di Gil è deviato fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore dei rossoblu. Dicevo, è un Bassano, Giulio, che sta chiudendo molto bene, soprattutto impedisce il tiro da ogni posizione. Sì, è una delle caratteristiche delle squadre di Viterbo è proprio quella di curare particolarmente la fase difensiva, infatti è quello che stiamo vedendo, è una squadra molto attenta, soprattutto molto pronta ad andare a disturbare il portatore di palla ben prima che arrivi in zona tiro, anche in zona passaggio, e la stanno facendo veramente molto bene, quindi ci vorrà un'invenzione in qualche maniera per cercare di superare questo momento, questa situazione, perché giocando in maniera così lineare il Bassano per il momento sta controllando tutto. Intanto Amato in possesso di sfera per Cancela, ma la recupera Ambrosio, poi la spazzano in una qualche maniera, ma commettendo fallo di squadra Cancela
signor Fontana in coppia questa sera con Ferrari. Terzo arbitro è Luca Lossi al banco dei cronometristi. Fischia il secondo fallo a carico e c'è adesso la martellata di Torner deviata fuori dal rettangolo di gioco, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Bisogna attendere il fischio dell'arbitro che avviene in questo momento. Cinquini in possesso di pallina, pressato, sfera dentro, fa correre Torner, la ritorna indietro a Cinquini, su di lui c'è Cancela, Ambrosio, la sfera è per Torner, al centro per Ambrosio, un filo lunga la sfera, Ambrosio pressato per i due avversari, riesce comunque a servire all'indietro per Torner ancora, pressing asfissiante, poi la pallina è per Ambrosio, cerca di metterla e lì forse è il pattino di Amato che è andato a chiudere il buco, e adesso il tentativo di spizzata di Ambrosio riesce ma è alto di un soffio, e per ritornare su quel tentativo e c'è il gol intanto dall'altra parte di Cancela dopo 4:38. Cancela, lo rivediamo, si allarga, trova il varco giusto. Dunque il Bassano che si porta avanti dopo 4 minuti e 38 con un diagonale di Cancela che aveva recuperato sfera su quello che a mio avviso era un rigore sacrosanto, ma insomma questa è la decisione dell'arbitro. Si torna a giocare con Gil in possesso di pallina al centro, ci prova, niente da fare. Intanto ancora Ambrosio per Torner, per Gil, cerca il filtrante, intercetta Scuccato, sfera dietro per Ambrosio, scusate, per Amato, che può rimpostare l'azione d'attacco. Amato ancora attaccato alla meglio Ambrosio, poi con il pattino Scuccato c'è la punizione in favore del Forte Marmi. Comunque un gran bel gol, Giulio. Sì, è uno di quelli alla Cancela veramente, perché si è portato avanti la pallina, ha visto lo spazio, ha mirato e messo dentro, gran gol. E del resto è un momento molto felice di Cancela, che ha fatto 7 gol nelle ultime 2 partite se non vado errato, 2 con il Monza e 5 precedentemente, quindi sicuramente un gran momento di Cancela, che comunque non è mai, eccola ancora la conclusione paragnata, non è mai stato avaro di realizzazione. Si lotta adesso all'angolo, la meglio Cinquini su Cancela, da questi a Chicco Rossi, subentrato a Ambrosio che prende il primo turno di riposo, ci prova ma ancora ammurato Cinquini. Chicco Rossi che va là a portare via l'uomo, la sfera all'indietro, Cinquini cerca di metterla al centro, poi la lotta con Pozzato che ha la meglio, la cede a Cancela deve uscire dalla zona buia, lo fa lanciando sfera lunga, non ha difficoltà Gil a rimpossessarsene, a rimpostare l'azione d'attacco. 18:52, ancora Gil in possesso di pallina, supera un avversario, il secondo poi per Cinquini, da questi a Chicco Rossi. Intanto si prepara al suo ingresso Gual e Illuzzi pronti al cancello. Vediamo quelle che saranno le direttive di Roger Molina, la fiammata di Pedro Gil, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco dopo la deviazione di Veludo, e dunque punizione in favore del Forte Marmi. Intanto ingresso in pista di Illuzzi, Domenico Illuzzi, a cedere posto è Cinquini. Adesso bisogna recuperare la sfera che è rimasta sulla rete, che serve a protezione dei tifosi. Anche Gil prende il cambio, entra Marc Gual, ancora qualche secondo e olè, la sfera che torna in pista, si riprende dall'angolo, vertice passo alla sinistra di Veludo. 18:33, 1-0, gol di Cancela dopo 4 primi e 38, battuta in questo momento ancora per Torner per Illuzzi, sfera dietro per Torner ancora, da questi a Gual, poi la pallina schizza lontana, la rilancia in avanti su Chicco Rossi, il nostro Domenico Illuzzi. Chicco Rossi incrocia con Torner, dietro porta per Gual, gira sfera, cerca un compagno, lo trova in Chicco Rossi, all'indietro per Domenico Illuzzi, il missile di Illuzzi, e che
non si può neanche parlare di miracolo, secondo me non l'ha neanche vista, si è mosso in maniera impercettibile e ci prova adesso sul palo lontano, ma è ancora il Forte dei Marmi in possesso di sfera, ancora Veludo che tiene a galla i suoi, ma del resto sappiamo il valore del giocatore. Adesso il filtrante al centro, alla meglio la difesa giallorossa, ma è stato un minuto di buon hockey rosso-blu. Intanto fa il suo ingresso in pista e nella partita anche Marcoi, a fargli spazio è Pozzato. Cancela per Amato, cerca di andarsene, controllato da Chicco Rossi, sfera all'indietro, ancora Cancela davanti a sé il Luzzi, poi cerchio di centropista in orizzontale per Cancela, ancora per Coi, gira sfera, Coi cerca di metterla al centro, la sfera è però recuperata da Chicco Rossi dopo il tocco di Domenico e Luzzi, solo fra 3 maglie giallorosse, deve tornare a manovrare, lo fa con Torner, da questi a Illuzzi per Torner ancora. Torner si allarga, finta il tiro, poi l'appoggio, la trattenuta da parte di Scuccato su Chicco Rossi, vale il terzo fallo di squadra a carico dei giallorossi. A quota 0 ancora il Forte dei Marmi, 16:43, 1-0 il risultato, gol di Cancela dopo 4 primi e 38. Ancora il Luzzi ci prova col guantone, sfera che rimane lì, poi spalle alla porta, Rossi non riesce ad ingannare il portiere, ma è un Forte dei Marmi che adesso sta provando i riflessi di Veludo. A questo ovviamente bisogna fare attenzione, che adesso c'è la sfera intercettata, ne parlavamo prima Giulio, intercettata la sfera, punizione, la pallina è del Bassano che schizzava in contropiede. Intanto fuori Scuccato e dentro Muglia. 16:30 alla fine, Muglia in possesso di pallina, va alla conclusione, non ha difficoltà però il portiere, poi in una qualche maniera, ma commettendo fallo, con la stecca fuori dall'area di pertinenza da parte di Riccardo Agnata, c'è la punizione dunque in favore dei colori giallorossi. Amato, Coi, Cancela e Muglia, dall'altra parte il Luzzi, Gual, Rossi e Torner, e mi pare di poter dire, Giulio, che nell'ultimo minuto il Forte Marmi mi pare un po' più convincente, un po' più vicino. Sì. Invece di avere un contraccolpo negativo dal gol subito, il Forte Marmi ha creato perlomeno 4-5 palle gol nitide, e anche la difesa ben organizzata del Bassano ha avuto qualche difficoltà, ci sono volute le parate di Veludo, che del resto, come dicevi te, non è certamente un portiere che dobbiamo scoprire in Italia, anche perché c'era già stato negli anni precedenti e aveva sempre fatto bene. Intanto ci prova ancora Cancela, ma è ancora ben piazzato il portierone rosso-blu. Adesso è Gual che ne esce, Gual in avanti, supera l'avversario, cerca il filtrante, non c'è la deviazione di Chicco Rossi, dunque Coi può tornare in avanti per i suoi. Si schiera in fase difensiva la squadra rosso-blu. Attenzione, sfera all'indietro, Amato attacca il Bassano, si difende la GDS, time out chiesto da Roger Molina, al primo fischio avremo dunque il minuto di sospensione. Tanto mancano 15 alla fine della partita, la sfera al centro, poi Chicco Rossi in possesso di sfera, viene messo giù, l'arbitro dice che si può proseguire fra il rumoreggiare del pubblico rosso-blu, volava in contropiede, dice che non c'è stato fallo. Adesso è Gual per il tentativo di Rossi, e poi c'è il fallo, dice l'arbitro, di Rossi, e c'è il bastone di Veludo che va a cercare un avversario che non trova fortunatamente, e questa sarebbe, se è possibile, una scena da rivedere. Ora vediamo se le telecamere sono riuscite a cogliere il gesto, lo vediamo in questo momento. Sfera che va via, e insomma non è stato proprio un bel gesto da parte del portierone giallorosso. Di fatto 1-0 per il Bassano dopo 4:38, Cancela in rete. Al 15esimo il Forte dei Marmi mette sì alla gogna il portiere avversario con tiri e controtiri, ma di fatto ancora niente
di realizzato. Dunque siamo sull'1-0, 3 falli a carico del Bassano, a quota 1 il Forte dei Marmi. Si torna a giocare, vediamo le formazioni: invariata quella rossoblu, invariata quella del Bassano. Intanto vediamo che c'è un problema con gli striscioni dei tifosi giallorossi che vanno a impallare il cronometro dei secondi, e dunque l'arbitro fa cenno al capitano di togliere lo striscione prima della ripresa del gioco. Vediamo che dobbiamo attendere ancora qualche secondo. Nel frattempo esce Luzzi, no scusate, torna in pista Ambrosio a fargli spazio, è stato Torner, dunque turno di riposo per Torner. Sfera all'indietro, Amato, la martellata è però intercettata, attenzione ancora Amato in possesso di sfera, Coi, Amato, Coi, la sfera è altissima, l'arbitro dice che si può proseguire, ha colpito al viso Muglia, l'arbitro dice che si può proseguire in quella che a mio avviso era una carica, facendo a Coi di rialzarsi, non ha visto nulla. Ancora Coi cerca il filtrante che non riesce, Luzzi in avanti, Luzzi per Rossi, tiro di Rossi, fa la barba al palo lontano, poi Ambrosio recupera la sfera per i suoi, Gual a manovrare, Gual supera un avversario, la mette lì per il tentativo di Ambrosio che sfiora la traversa, ma c'è il tocco del portiere, dice l'arbitro. Sì, è così, dunque non c'è possibilità, dunque ancora 45 secondi in possesso di sfera per il Forte dei Marmi, 45 potenziali secondi. Ambrosio all'indietro, Gual ancora all'indietro per il Luzzi, 13:40, il Luzzi in possesso di sfera, il passaggio al centro, poi c'è il fallo, dice l'arbitro, da parte di Luzzi, vale il fallo di squadra numero 2 a carico del Forte dei Marmi, con il Bassano che effettua un cambio, fuori Cancela e dentro Pozzato, e si riprende a giocare. Pozzato in possesso di pallina, ancora lui per Coi, poi per Pozzato, per Coi, dall'altra parte Amato, il tiro di Amato fermato, la sfera recuperata, è Chicco Rossi, buona triangolazione del Forte dei Marmi, poi Rossi va a cercare un tiro nel traffico, fermato però dalla stecca avversaria, e torna in avanti dunque il Bassano con Muglia, Coi, Muglia ancora, un blocco vistosissimo di Coi, l'arbitro dice che si può proseguire, ma la sfera è ancora per il Forte dei Marmi dopo l'errore grossolano dell'avversario, con il Luzzi che torna in avanti, Rossi a fare spazio per il rientro in pista di Pedro Gil, tiene sfera in attesa del cambio, ancora al centro, arriva però Coi in anticipo per Muglia, ma c'è Gual, poi la sfera spazzata lontana da parte del portiere Gnata, Gil, missile di Gil, e questa volta il miracolo di Velugo, c'è tutto. Adesso è Coi a parare, è stato il nostro portierone, attenzione Gil, Gual non può andare alla conclusione, poi il tentativo, si ferma praticamente sulla riga la botta di Ambrosio, sfortunato in questo frangente il Forte dei Marmi, ma attenzione a Muglia che tenta un improbabile alza e schiaccia, la sfera che rimane lì, poi Gnata che questa volta salva il Forte dei Marmi, occasioni da una parte e dall'altra. Il Luzzi in possesso di pallina, intanto è Viterbo che va a chiamare il time out per i suoi, 11:39. Giulio, sei andato un primo tempo veloce con tante occasioni. Sì, tra l'altro con una notevole accelerazione negli ultimi minuti, perché è chiaro che il Forte dei Marmi sta stringendo i tempi, però è altrettanto chiaro che il Bassano ha anche, l'abbiamo visto, delle occasioni di ripartenza piuttosto pericolose con Muglia, attenzione anche in questo caso riparte Muglia, forse sì, in anticipo Gil che invece di stare a preoccuparsi giustamente prova a partire subito col passaggio, intanto anche Ambrosio
stato un po' trattenuto Ambrosio, poi il Luzzi si è aiutato forse con il pattino in area Pozzato, e ancora il Fortere Marmi che sta stringendo veramente i tempi, e onestamente a questo punto per le conclusioni, ancora una conclusione di Luzzi parata, meriterebbe ai punti il pareggio, però per arrivarci bisogna metterla dentro la pallina. Invece adesso è Muglia che impegna ancora Gnata. Esatto, siamo già dall'altra parte con Gual, troppo veloci per tutti, deve aspettare il compagno da dare indietro a Gil ancora si ferma, davanti a sé Coi, i due anche in nazionale insieme credo in passato. Adesso è Ambrosio che finisce a terra, l'arbitro che si può proseguire, attenzione, contropiede giallo-rosso, il filtrante non riesce per l'intervento del subentrato Torner che poi spiazza tutti, si ferma, la mette dall'altra parte, sporcata di un soffio, e Gual non può arrivare alla conclusione. Ancora Ambrosio in possesso di sfera. Ambrosio ancora serve Torner al centro, la smanacciata del portiere, si azzera il cronometro, torna in avanti Gil per i suoi, Gil la piazza ma è ancora il Forte dei Marmi in possesso di pallina, poi il missile, la deviazione, sfera che si impenna, Gual il più veloce ad andare a recuperare all'angolo, su di lui c'è Pozzato, Gual ancora, cerca il filtrante al centro, Muglia però intercetta, serve Pozzato da questi a Muglia. Scatta in avanti la squadra giallorossa, si mette a difesa della porta il Forte dei Marmi, va a manovrare lo broker Bassano che in questi ultimi 3 minuti ha dovuto seguire con veemenza l'iniziativa rossoblù, ma l'iniziativa che non ha dato frutto, mantiene il risultato del Bassano di 1-0, gol di Cancella al 4:38. Con Gil in possesso di pallina, punta l'avversario, accelerazione di Gil, l'appoggio è per Torner. Intanto Ambrosio va al cambio, al suo posto rientra Chicco Rossi, il casco questa volta del portiere Veludo, vale una rete questa parata su martellata di Pedro Gil, niente da fare. 1-0 gol di Cancella al 4:38, 3 falli Bassano, 2 Forte dei Marmi. Giulio. Sì, una partita difficile per il Forte dei Marmi, perché chiaramente essere andato sotto con una squadra che gioca così bene in difesa, così ben organizzata, è chiaro che non è facile. Il Bassano ovviamente potendo gestire, non certo amministrare, ma gestire sì il vantaggio, in qualche occasione sta cercando di approfittare di un Forte dei Marmi che logicamente per il fatto di giocare in casa, per il fatto di dover inseguire, si sta sbilanciando un po' in avanti, e grazie alle parate di Veludo e alle ripartenze il Bassano è sempre insidiosissimo. Quindi è una partita piuttosto complicata per il Forte dei Marmi, con la notazione che l'imbattibilità di Gnata è finita dopo i 3 minuti, anzi sì, i quasi 4 minuti della rete di Cancella, e a parte quello il Forte dei Marmi comunque non sarà facile entrare nella difesa giallorossa, anche perché, ripeto, riescono a chiudere bene anche quando poi nelle ripartenze del Forte dei Marmi sono velocissimi, cioè la loro prima preoccupazione giustamente è quella, più che andare a supportare un'eventuale azione offensiva, a ritornare subito in copertura. Quindi non sarà facile, ci vorrebbe anche al limite un'invenzione per rimettere in parità il risultato, e comunque non è, lo dico per la terza volta, ma lo vede chi sta guardando la partita, non è assolutamente una partita facile, ma lo si sapeva. Intanto è il Bassano che può tornare in avanti con Scuccato, il tentativo però è intercettato da Torner, poi controllato da Coi, mantiene il possesso della sfera, la mette al centro, ma la pallina è ancora per il rossoblù con Cinquini che però non arriva alla conclusione per l'intervento in uscita di Veludo. Attenzione a Cancella in possesso di sfera, cerchio di centropista per lui, richiama i suoi all'ordine. Scuccato, Pozzato, Coi, Veludo e Cancella. Cinquini, Torner, Chicco Rossi e Pedro Gil. Sfera all'indietro, Scuccato in possesso di sfera, il missile è però fermato, la pallina è per Cinquini che deve uscire ovviamente dalla zona buia, lo fa in questo momento con una sfera lunghissima a Chicco Rossi, controllato da Pozzato. Rossi ancora per Gil, finisce a terra Rossi, l'arbitro dice che si può continuare a giocare, ancora Gil,
per Torner, Eric Torner, il velo, la spallata, riesce comunque a servire Cinquini, il passaggio in profondità per Chicco Rossi ad una mano ci prova dopo essersi portato a spasso Cancela, ma sbilanciato da Coi, non trova lo specchio della porta. Scuccato Coi ancora attaccato, facendo di essere stato colpito sulla mano, l'arbitro fa proseguire. Scuccato, poi ci prova sotto gamba, sfera che schizza lontano, la recupera però Chicco Rossi per Torner. Chiusa praticamente 3 giocatori in area di rigore, stiamo parlando dei giallorossi. Ancora Tornera, la possibilità, la indirizza bene, ma di un soffio a fil di palo, niente da fare, siamo già dall'altra parte con Scuccato. Una buona occasione ancora per il rosso-blu e ancora un po' di sfortuna e di imprecisione. Dall'altra parte Pozzato, poi sbaglia il filtrante. Lascia sfumare 5 secondi Scuccato, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Già battuta, Torner, Rossi ci prova di prima attenzione, sfera che si impenna, finisce sulla stecca di Pedro Gil ancora all'indietro per Torner per Gil ancora, poi in una qualche maniera Scuccato se ne va, serve Coi finta il tiro, ma la confusione che però passa al lato, la recupera Gil, porta in avanti i suoi, Gil si fa lo spazio, poi però non riesce ad andare alla conclusione, costretto per linee esterne dall'avversario. Ancora Torner, si gioca praticamente tutti nell'area di rigore del Bassano. Con una carambola Scuccato riesce a recuperare la sfera per i suoi, la serve a Pozzato per Cancela, intanto dentro Amato e fuori Pozzato, funziona Scuccato, cambia con Cancela, sfera all'indietro Amato, il capitano per Coi, tentativo di passaggio di Coi che non riesce per l'intervento di Torner che recupera la sfera per i suoi, imposta l'azione d'attacco, si difende il Broker, attacca per linee esterne il Forte dei Marmi, poi è Gil per Torner, va alla conclusione la parata del portiere Veludo, poi la sfera è ancora per il rosso-blu, comunque con Gil dopo il tocco di Chicco Rossi. Da questi a Cinquini, ancora un temato chiesto da Viterbo, intanto non mancano 4,52, Gil! E questo è rigore sacrosanto perché la sfera non è entrata solo perché ci ha messo una parte poco nobile del corpo e se la sta massaggiando il povero Amato, è stato colpito con una martellata, di fatto c'è un rigore che non è detto e adesso va trasformato. Giulio, time out, infatti sì, rigore netto, come dicevi giustamente ce n'era stato uno subito prima del gol di Cancela, perché anch'io ho avuto l'impressione che Ambrosio ha cercato di far passare la pallina fra palo e portiere e Amato ci abbia messo il pattino, però insomma rigore è quando l'arbitro fischia, diceva un famoso allenatore molto simpatico di calcio. E a parte quello invece questa volta è chiaro, perché Veludo fra l'altro forse ci sarebbe arrivato se non ci fosse stato il giocatore, quindi paradossalmente la presenza di Amato sulla riga di porta ha impedito al proprio portiere di entrare, però è chiaro che ha impedito anche alla pallina di entrare e quindi insomma, in termini di regolamento penso proprio che sia rigore, perché non ha fermato con la stecca. È vero che non era volontario, però insomma era un gol limpido questo qua. Comunque sembra che l'incaricato sia Torner, vediamo, sarebbe molto importante per il Forte dei Marmi riuscire a pareggiare, perché cambierebbe un po' la situazione psicologica e un po' anche tattica della partita, anche se è vero che il Bassano comunque stava giocando di contenimento e stava operando di rimessa anche prima, perché poi questa è la chiave tattica, ovviamente giocando in trasferta. Intanto vediamo Torner, insieme a lui in pista per il rossoblu ci sono Cinquini, Luzzi e Gual, dall'altra parte Coi, Amato, Muglia e Cancela. Adesso si stira il portiere Veludo, questa è una pantomima che abbiamo visto molto spesso, tutto pronto per la battuta, il tiro la ferma Veludo, la recupera Torner che poi ci prova sotto gamba, non gli riesce, parato il tiro, poi un po' di confusione, la sfera finisce a Coi, da questi a Muglia che cerca di darla a Coi, niente da fare, non tirato Giulio nel migliore dei modi. No.
cercato di ingannare, ne ha battuti di meglio Tornelsi, ha cercato di ingannare il portiere rasoterra, non è riuscito a ingannare Veluto, e dunque un'occasione importante che sfuma. Adesso c'è la punizione in favore del rossoblu, già battuta il Luzzi in possesso di sfera, profondità per Gual che fa correre pallina per lo stesso il Luzzi, il tiro di Luzzi fa la barba al palo lontano, la sfera poi in una qualche maniera riconquistata dal rossoblu dopo la spazzata di Cancela. Luzzi ancora deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento superando con eleganza e poi dando sfera in profondità a Gual che ci prova sul primo palo, la respinge il portiere. Recuperiamo ancora 40 secondi di azione. Ancora il Luzzi in possesso di sfera, poi serve un orizzontale Cinquini per il Luzzi ancora, che va alla conclusione sporcata. Attenzione, Gualli in possesso di pallina, poi l'arbitro fischia in netto ritardo la punizione in favore del Bassano, è il terzo fallo a carico del rossoblu, a quota 4 il Bassano. Persiste il risultato di 1-0 in favore dell'Ubroker Bassano grazie alla rete, una gran bella rete da destra verso sinistra di Pablo Cancela. Dopo 4 primi e 38, attenzione adesso ancora Cancela in possesso di sfera, ci prova sul primo palo, non ha difficoltà, però il portiere rossoblu finisce a terra Cancela. Ancora Cancela che va a recuperare sfera, serve Muglia, su di lui si porta Gual, poi gli porta via sfera con gran maestria Marc Gual, ma bisogna fare molta attenzione a queste ripartenze. Ancora Gual in possesso di pallina quando mancano 3 minuti, Gual in area, Muglia riesce a fermarlo, poi rilancia per Amato per Cancela, la martellata è però intercettata. Ancora Cancela mantiene il possesso della sfera, ma è stata ancora un'ottima azione del Bassano in contropiede. 2:47, Cancela in possesso di pallina, Cancela ancora cerca e trova Amato, sfera all'indietro per Cancela per Coi per Amato, per Coi ancora, 12 secondi alla fine dell'azione giallo-rossa. Attenzione ad Amato, tenterà il tiro dalla lunga distanza, tiro che passa altissimo e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, il time out chiesto dalla squadra rossoblu mentre c'è il richiamo verbale, dunque la ammonizione per Molina in porta. E niente, abbiamo visto comunque Giulio che nonostante la pressione del rossoblu quando ripartono in contropiede sono pericolosissimi, l'abbiamo già detto 10 volte ma abbiamo avuto un'ennesima conferma. Sì, anche perché è una squadra in cui tutti sanno segnare, perché Coi, Cancela, Muglia, Pozzato stesso in questo scorcio di campionato, ma non solo, ma lo stesso Scuccato anche, quindi sono la forza della squadra di Viterbo è proprio questa qui, nel senso che hanno sì perso un grande realizzatore come è stato Ambrosio, sostituito da un giocatore emergente come Pozzato, però la forza è proprio nel collettivo, cioè non ha punti di riferimento il Bassano, cioè meglio non lascia punti di riferimento all'avversario, e quindi è chiaro che chiunque vada può fare molto male. Il Forte dei Marmi ha sbagliato, cioè ha perso quell'occasione sbagliando il rigore e continua ovviamente ad avere qualche difficoltà, anche perché la difesa del Bassano è molto difficile da superare, l'abbiamo detto e lo diremo presumo fino alla fine della partita, e quindi le occasioni dei tiri piazzati andrebbero assolutamente sfruttate in una gara di questo tipo. Intanto nuovo cambio, attenzione perché è il Bassano che ci prova, ma questa volta in maniera velleitaria. Gual tenta di filtrante, Gual che non riesce, la sfera recuperata dal Bassano con Muglia, Gual, il Luzzi, Ambrosio e Rossi, la sfera recuperata da Gual, la riporta in avanti per i suoi, ancora Marc Gual, attaccato, costretto ad uscire, la sfera adesso per il Luzzi, non c'è nessuno là dietro a cercare di recuperare la pallina quando manca un primo e 30 secondi. Chicco Rossi per Ambrosio, da questi a Rossi, il missile di Rossi è però murato, attenzione che la sfera è rimasta lì, c'è Amato che la dà per Cancela che poi in maniera molto intelligente la gira dietro per Muglia, da questi Amato, torna per Coi, e questi ultimi 70 secondi
fa girare sfera praticamente con Amato al limite della propria area di rigore, cercherà di andare a riposo con il vantaggio. Attenzione adesso a Coi, che poi c'è il rigore per l'intervento falloso di Riccardo Ognata quando mancano 49 secondi, e a questo punto diventa veramente importantissimo riuscire a fermare il tiro di Mark Coi, perché il 2-0 a questo punto, Giulio, sarebbe veramente difficile poi. Sì, specialmente visto come ha avuto difficoltà il Forte Marmi a cercare la rete, o meglio l'ha cercata, l'ha creata le occasioni, però si è trovato di fronte a una difesa molto forte, quindi il doppio svantaggio sarebbe molto difficile. Intanto Mark Coi contro Riccardo Ognata, vediamo se riuscirà il nostro portierone a fermare il tiro. No, non ce la fa, e sul finale di tempo Mark Coi ha un tiro impeccabile a media altezza, vale il 2-0 per il Bassano che si conferma squadra decisamente tosta, importante, l'abbiamo rivisto, veramente tirato molto molto bene. Dunque 48 secondi alla fine, un Forte dei Marmi che probabilmente fino a un minuto fa avrebbe meritato il pari e che invece si ritrova sotto per 2-0 alla fine del primo tempo, e avrà di che pensare nel spogliatoio in questo intervallo il buon Roger Molina per cercare di ribaltare questo risultato che sta diventando importante. Il tentativo, poi in una qualche maniera Coi spara lontano, la sfera è per il Luzzi che la lancia in avanti per Ambrosio ancora, si gira Ambrosio, poi al momento della conclusione c'è il fallo di Pozzato, che se è vero che vale il quinto fallo di squadra a carico dei giallorossi, è altrettanto vero che gli impedisce la conclusione. Intanto duello pesantissimo al centro dell'area fra Amato e Rossi, 11 secondi, tentativo di filtrante al centro non riesce e dunque si chiude il primo tempo sul risultato di 2-0. Al quarto minuto Cancela e al 24esimo il rigore di Coi premiano, a mio avviso, un po' oltre misura il Bassano. Il Forte Marmi ha avuto le sue buone occasioni, un po' più di cinismo serve là davanti, vediamo se si riuscirà a riportarlo in pista per questo secondo tempo. Giulio, le ultime parole. Sì, Forte Marmi, cioè, la differenza l'hanno fatta i tiri piazzati, al di là della rete chiaramente di Cancela. Il Forte Marmi avrebbe potuto pareggiare e invece il Bassano ha raddoppiato con 2 tiri piazzati, quindi in questo c'è un po' tutto, no? la sintesi. Poi un Bassano che ha giocato benissimo in difesa, che in alcune occasioni è stato in affanno, però non è mai stato messo in condizioni di soffrire più di tanto, e anche quando ha fatto le ripartenze non l'ha mai fatte estemporanee, nel senso che si vedeva che comunque sapevano dove andare, quindi era una tattica voluta quella della ripartenza. Non sarà facile il secondo tempo del Forte Marmi assolutamente, perché adesso la formazione ospite con 2 reti di vantaggio potrà gestire ancora meglio un vantaggio che era già riuscita a gestire nel primo tempo. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, ringrazio l'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, il Re dei Bottoni e Simone Polacci alla regia. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci risentiamo per il secondo tempo.
Bene, tornano in pista le squadre in questo momento. Vediamo il Forte dei Marmi che sta aspettando il portierone Riccardo Gnata. Forte Marmi in pista con il quintetto con cui avevo aperto la gara, almeno questo dà l'impressione. Vediamo adesso chi sarà. No, in realtà è Cinquini a lasciare la pista, a lasciare spazio dunque Gnata, Torner, Ambrosio, Rossi e Gil. Dall'altra parte imprescindibile Veludo, poi abbiamo Coi, Amato, ovviamente a dare copertura Pozzato e Cancela. Gli arbitri della serata, ricordo ancora una volta, sono Fontana e Ferrari. Lossi, terzo arbitro al banco dei cronometristi. Ancora una manciata di secondi prima del fischio che darà il via a questa gara, che vede il Bassano avanti per 2-0, gol di Cancela, poi il rigore di Torner parato da Veludo, il rigore al 24esimo di Coi porta sul 2-0. 5 falli a carico dei giallorossi, a quota 3 il rosso-blu. Giulio, adesso dovremmo, immagino, vedere un assalto all'arma bianca nei primi minuti nel tentativo di recuperare subito qualcosa e poi giocarla fino all'ultimo secondo. Sì, un assalto all'arma bianca, sempre tenendo conto, come abbiamo visto, che il Bassano però ha la possibilità nelle ripartenze di fare parecchio male, quindi è chiaro che non si potrà scoprire più di tanto la difesa, anche perché, come dicevo al termine del primo tempo, il Bassano non è che quando manda via la pallina dalla difesa, intanto la conclusione di Gil con il guantone veluto ci arriva, sembrava diretta proprio all'incrocio dei pali. Dicevo, non è che manda via la pallina tanto per alleggerire, ma fa delle azioni ragionate, quindi molto pericolose. Intanto la sfera, dunque la prima occasione per il rosso-blu con la buona risposta all'ottimo tiro, la buona risposta di Veludo. Adesso è il Bassano che va a manovrare, si difende la GDS Impianti, la sfera è proprio già per Cancela, all'indietro Amato, da questi a Coi, missile di Coi che passa alto, la sfera recuperata da Gil per i suoi, la riporta in avanti Pedro Gil. Ancora il tiro di Gil che passa al lato, Chicco Rossi recupera la sfera, la gira ancora per Gil, da questi a Torner, il passaggio per Ambrosio che va alla conclusione, spalla alla porta, Murato, sfera all'indietro, ancora per Ambrosio, ci prova e gol! All'occasione numero 2 di questo secondo tempo è Ambrosio che fa accorcia le distanze dopo un primo e 0-9. Giulio, gran gol incrociato. Sì, sembrava quasi una replica del tiro precedente di Gil, su cui era arrivato Veludo col guantone. Questa volta è arrivato Ambrosio invece di nuovo all'incrocio dei pali. Veludo è partito probabilmente con una frazione di secondo, anche perché era forse coperto, e quindi un gran gol di Ambrosio. Cancela continua a discutere con l'arbitro Ferrari, che non mi pare abbia intenzione di cambiare parere, no, gli dice fischio io e basta. Insomma, è un gol importante arrivato nei primi minuti, anche perché insomma costringe il Bassano a giocare in altra maniera, ma soprattutto dà morale ai nostri ragazzi. Si parte con Coi in possesso di sfera, adesso vedremo la reazione avversaria. Il Forte dei Marmi che torna subito in possesso di sfera con Torner per Gil, per Rossi che manca di un pelo l'appuntamento, sbilanciato. Attenzione che siamo dall'altra parte con Pozzato fermato da Ambrosio che se ne va in fascia destra, missile ancora Veludo che fa gli straordinari, ancora un'occasionissima rosso-blu, poi Cancela finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra, ma insomma sembrava più una tarantolata come è stata definita una volta da Gigio Bresciani. Per l'amor del cielo non mi si voglia, giusto nella televisione qui di zona definì quel tipo di fallo una tarantolata. Comunque si torna in avanti, 5-4 i falli con il Forte dei Marmi che in questo secondo tempo è entrato decisamente con un altro piglio
c'è il contatto di una stecca rosso-blu e dunque la punizione dovrebbe essere in favore dei giallorossi di mister Viterbo, che probabilmente si sono visti scombinare tutto quello che avevano pensato nel corso dell'intervallo, anche se ricorda ancora il Bassano in vantaggio per 2-1. Adesso è Fontana che spiega ancora a Cancela qualcosa. Torna in pista la sfera e dunque si riprende con la punizione. Al vertice passa alla destra di Riccardo Ognata, battuta in questo momento Cancela in possesso di pallina, sfera all'indietro per Coi dall'altra parte per Amato per Cancela, missile, tentativo di spizzata che non riesce, ancora Gil in possesso di pallina, l'accelerazione di Gil supera un avversario, sbilanciato sul secondo, cerca il filtrante che non riesce e la sfera dunque torna a Torner che va a lavorare la pallina per i suoi. Gil ancora, serpentina, tentativo al centro, non filtra la sfera. Attenzione che siamo dall'altra parte, adesso il passaggio di Cancela nel nulla. Torner, da questi a Chicco Rossi per Gil che la lascia lì per Torner che poi cerca di tornare di sfera in una qualche maniera. Coi, ancora Gil, cambia dall'altra parte per Ambrosio, su Ambrosio c'è Pozzato, il raddoppio adesso su di lui, Ambrosio per Torner, per Gil, al centro per Chicco Rossi, succede di tutto in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire, dunque Amato può reimpostare l'azione, ancora Amato per Coi che poi la spara lontana, la recupera Gil. Torna a sfera subito nella metà pista dei giallorossi. Pedro Gil in possesso di pallina, cerca un compagno, lo trova in Ambrosio supera Coi, poi serve Gil in fascia destra, si accentra Gil, serve ancora Ambrosio, poi Chicco Rossi non può intervenire per la fase difensiva di Amato. Rossi ancora la cede a Torner, arriva fino a dietro porta Enric Torner in area di rigore, lo scarico è per Gil che supera un primo avversario, il tiro e Pedro Gil e Pedrito quando prende i suoi 2 metri non lo ferma nessuno. Questo è il gol di Pedro Gil, da sinistra verso destra, palo lontano e via Ragno e Ragnatela. Giulio. Sì, gran gol anche questo, è simile, sono stati 3 tiri, il primo Veludo l'ha parato con il guantone, il secondo è stato di Ambrosio e l'ha entrato dentro, e questo qui ancora più angolato se possibile, e niente da fare veramente, anche perché Gil quando prende appunto, come dicevi giustamente, quell'accelerazione lì e arriva dall'accelerazione al tiro in una frazione di secondo e la difesa non ce la fa veramente, letteralmente a recuperare il piazzamento. Intanto Cancela vicino alla rete ha messo la pallina di poco all'alto e torna dunque pericolosamente in avanti il Bassano. Adesso è Coi che cerca il passaggio per Pozzato che la spara abbondantemente fuori dallo specchio della porta, corre la sfera sulla stecca di Chicco Rossi, si ferma, ragiona, serve Torner. Intanto nuovo cambio, esce Rossi ed entra Gual ancora, tocca la sua prima sfera di questo secondo tempo. Gual al centro, poi in una qualche maniera Veludo, ma la sfera è per Ambrosio, all'indietro per Gil, supera l'avversario Gil, poi è costretto ad allargarsi, finta il tiro, arriva fino dietro porta, ancora Gil, poi il filtrante per Torner, ma c'è ancora Torner, Gual, Gil, Torner, il tentativo, Veludo, miracolo, ancora il forte De Marmi però a manovrare al centro, ancora un'occasionissima di Ambrosio, poi ci prova ancora Ambrosio, passa al lato di un soffio, la sfera carambola sul retro della porta, si riprende con un ingaggio, ma è un forte De Marmi che in questi primi minuti del secondo tempo
dimostra tutta la propria forza. Sì, mi sembra il momento in cui da quando è cominciata la partita il Bassano è stato più in difficoltà, anche perché è impressionante la pressione, scusate il gioco di parole, l'allitterazione del Forte dei Marmi, che veramente ha bersagliato la porta di Veludo, e lui e i suoi hanno veramente fatto l'impossibile per mantenerla sul 2 sole reti subite. Certo che se il Forte dei Marmi continua a insistere così, per il Bassano sarà dura, anche se giustamente Veludo aveva già da qualche istante chiesto il time out, proprio perché aveva notato che c'era qualche cosa da registrare proprio per assorbire l'urto. C'era stare attenti però per quanto riguarda il Forte dei Marmi, perché comunque prima di questa forcing che c'è stato, il Bassano aveva avuto un paio di occasioni in cui la difesa del Forte dei Marmi si era fatta trovare un po' più scoperta rispetto a quanto succede di solito in questa stagione, in cui sbavature difensive per ora ce ne sono state molto poche. Quindi attenzione a non concedere niente, perché il Bassano, come detto, è sempre molto pericoloso quando riparte. Al netto di Ignata da una parte e Veludo dall'altra, in pista ci Sono Gual, Torner, Cinquini e Ambrosio. Cancela, attenzione, Scuccato, Cancela, Scuccato, Amato e Pozzato, non c'è niente, dunque Torner in avanti. Gual cambia dall'altra parte ancora per Torner, la manovra il Forte dei Marmi si difende con il quadrato. Poi ancora Torner deve trovare un compagno, lo trova in Cinquini, da questi a Torner ancora per Gual che cerca il filtrante al centro che non riesce. Cinquini, Gual, cambiano posizione i due. Torner a domestica sfera su Pozzato, la serve a Cinquini, attaccato da Amato, dall'altra parte Gual in profondità ma la sfera è intercettata da Amato, si schiera a fase difensiva il rosso-blu. Torna in avanti il Bassano. Cancela ancora, la mette al centro per Amato che non può andare alla conclusione. Poi attenzione che ancora però il Bassano a manovrare. Scuccato dall'altra parte per Cancela, si accentra Cancela, serve Scuccato, il tiro Scuccato passa al lato, in una qualche maniera la sfera torna in possesso del Bassano. Con Cancela ancora attaccato, la sfera rimane nel mezzo, ci prova ad una mano l'avversario, niente da fare. Attenzione ad Amato, e questa volta viene murato da Gual che serve Ambrosio. Ambrosio in orizzontale per Gual, supera l'avversario, poi viene messo giù nel momento in cui entra in area e va a tirare. C'è il fallo da squadra, il 6º fallo di squadra, e a mio avviso forse c'era anche qualcosa in più, ma questa è la decisione dell'arbitro, bisogna rettificare la posizione. Aveva battuto a sorpresa il Forte Marmi, troppo a sorpresa, fuori Ambrosio e dentro il Luzzi, dunque ruotano il rosso-blu nel tentativo di tenere sempre altissimo, ed è Veludo sulla martellata di Cinquini. Adesso Muglia ancora, ma Torner alla meglio. Torner si ferma, aspetta il piazzamento, poi la dà all'indietro, ma in controtempo va a pescare Gual che la spara in profondità. L'arbitro fischia, forse con un secondo di ritardo, ma in maniera sacrosanta. C'è la punizione in favore del Bassano. Battuta Amato in possesso di sfera per Scuccato, da questi a Cancela per Scuccato ancora, cerca e trova Muglia dietro porta, ancora Muglia in possesso di pallina, la dà lontanissima per Cancela, finta il tiro, attaccato da Torner. Il 2 per 3 volte scudettati qui sulla pista del Palocche di Forte dei Marmi, il tentativo di spizzata non riesce, la sfera è scacciata da Riccardo Ignata, ma è ancora il Bassano che può manovrarla. Sbagliata adesso Cinquini in anticipo, poi in una qualche maniera riesce Amato a recuperarla per i suoi, e adesso il Bassano che fa un gol spettacolare con Amato, servito da Cancela. Amato fa un gol da prima punta e torna in vantaggio il Bassano. Abbiamo rivisto veramente
una conclusione notevole dopo 7 primi e 14. Giulio. Sì, gran gol di Amato al volo, da posizione anche molto difficile perché era quasi sulla linea di porta, quindi posizione molto angolata, gran gol di Amato. Il Bassano, che aveva avuto un inizio di ripresa piuttosto difficile, con questo ritorna in avanti e quindi potrà presumibilmente ricominciare a gestire come nel primo tempo. Se intanto il Forte dei Marmi ancora il tiro con Gil para Veludo, dicevo, se il Forte dei Marmi non riuscirà a riportarsi sotto e ad attaccare con la continuità con cui aveva fatto nei primi minuti del secondo tempo. Intanto era un gol, quello di Amato, spettacolare veramente, vale il 3-2, dunque tutto da rifare per il rosso-blu, che erano riusciti in questi primi minuti a impattare. Adesso ci prova Gual, ma fa buona guardia Veludo. Attenzione, Cancela su di lui, Cinquini, Cancela ancora la sfera, su di lui va il Luzzi, dietro porta per Muglia che la gira all'indietro per Amato. Adesso tornerà ovviamente a rallentare il ritmo quel di Bassano. Scuccato in possesso di sfera, Scuccato cerca il filtrante, non gli riesce, arriva Gil, va su Amato che poi la spara lontana. Gual in possesso di pallina, trattenuto vistosamente Gil, Gual per Gil ancora, finta al tiro, si allarga, poi cerca il filtrante, la recupera però Amato e riporta avanti la sfera con Muglia. Siamo dall'altra parte con Cancela, Muglia ancora, fino a fine pista Muglia, poi alla meglio Gual, gli porta via pallina, deve reimpostare l'azione d'attacco, lo fa su Cinquini, 2 su di lui, sfera all'indietro per Gual, da questi a Illuzzi, Domenico Illuzzi, cerca un compagno dietro porta per Gil, ancora per Illuzzi, traseggiano i due per Illuzzi ancora, poi ci prova sul primo palo ma ha un riflesso felino Veludo, è Scuccato in possesso di sfera per Amato, da questi a Cancela, ricorda ancora 3-2 in favore del Bassano il risultato qui al Palahockey di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che stenta a trovare le misure giuste per contrastare gli avanti. Si lamenta adesso Muglia, ma la sfera è ancora per il rosso-blu con Gual, per Gil che poi la lotta con Amato, Gil per Cinquini, Illuzzi ancora per Gil, chiuso ovviamente, non gli viene concesso la misura, è Gual adesso nell'angolo, sfera al centro ma il più veloce di tutti è Scuccato, la riprende per il suo e riposta l'azione d'attacco. Bassano in avanti con Cancela costretta ad allargarsi per l'intervento difensivo di Cinquini. Intanto il time out questa volta è chiesto dai rossoblu con Gil che recupera la sfera, Gil che la cambia per Illuzzi, ancora Illuzzi per Gual ma c'è l'anticipo, attenzione, poi la sfera rimane lì, Illuzzi la spara in avanti, la riconquista Pedro Gil per Gual, ancora Gual, Illuzzi adesso dietro porta che poi in una qualche maniera serve Gual, non si intendono i due, non riescono ad andare alla conclusione, comunque ancora Illuzzi per Cinquini, la domestica per Illuzzi, finta al tiro, cerca la percussione, riesce ad arrivare al limite dell'area, finisce a terra, l'arbitro dice che si è presa la pallina e dunque non c'è il fischio arbitrale, sfera che si impenna sull'intervento, non ho capito se dell'arbitro o di Muglia, c'è dunque il time out dentro Torner, dentro Chicco Rossi, a far spazio sono Cinquini e Gual. 3-2 risultato quando mancano ormai
poco più dell'ultimo quarto di gara. Giulio, è un Forte dei Marmi che ci prova, ma ha ritrovato un Bassano, ha ritrovato le misure giuste. Sì, anche perché poi se facciamo i conti sono pochi minuti in cui la partita è stata in parità, perché è quasi sempre stato in vantaggio il Bassano dal primo gol del quarto minuto del primo tempo a quei pochi minuti dopo il 2-2, fra il 2-2 di Gil e il nuovo 3-2 messo a segno da Amato. Quindi è chiaro che è un tipo di partita che modifica quello che era la chiave tattica che il Forte Nami si aspettava di poter sviluppare già in partenza, più se ci mettiamo contro un avversario ostico come si sta giustamente dimostrando il Bassano, che non è, come abbiamo detto all'inizio, non è per caso che è al secondo posto in classifica con 13 punti imbattuto e con 4 vittorie e un pareggio fino ad ora. È evidente che è una partita difficile, come del resto si sapeva che doveva essere, forse anche qualcosina in più, proprio per la bravura del Bassano a mettere in difficoltà il Forte dei Marmi. Poi Pozzato, Scuccato e Muglia, Torner, Rossi, Gil e Illuzzi. Coi in possesso di sfera, dietro porta per Muglia che la gira a quadrato per Scuccato, si allarga Scuccato, serve Coi. 12:38, praticamente metà esatto del secondo tempo. Scuccato ancora, serve Coi per Scuccato, il filtrante per Pozzato dietro la porta, cerca il giochino che non riesce, la pallina è subito per Illuzzi fra due avversari, poi appoggia per Gil, esce dalla zona buia Gil, la cede a Chicco Rossi, da questi a Torner per Illuzzi, ancora per Gil per Torner, punta l'avversario Torner, poi serve Illuzzi, su di lui va Pozzato, non stringe la marcatura Pozzato, la sfera ancora per Illuzzi, la serve a Torner che cerca di farla filtrare al centro, ma c'è il guantone di Veludo che fa buona guardia. Adesso è Coi che esce dall'antigioco servendo Pozzato aspetta il piazzamento, poi trova Muglia, su di lui va Torner, ma la sfera gira veloce all'indietro per Coi ancora, Gil va a contrastarlo, Coi ancora Marcoi per Pozzato, tentativo per Muglia che va alla conclusione ma è fermata, poi ci prova dalla media distanza ma ancora Muglia, Scuccato. Poi è un buon Bassano che riesce a far girare palla e tempo e il Forte Marmi non riesce ad intercettare il gioco bassanese e dunque il Bassano ha buona vita al momento, ci prova adesso la lunga distanza col tentativo di deviazione di Muglia e recupera ancora i 45 secondi il Bassano, da questi ha Scuccato per Pozzato, ancora Coi dall'altra parte e ancora Coi in possesso di sfera per Pozzato, interviene Chicco Rossi, viene messo giù e c'è il fallo di squadra numero 7 a carico del Bassano. Battuta in questo momento Gil in possesso di sfera, Gil ancora, l'accelerazione di Pedro che arriva fino a dietro la porta fra due avversari, poi c'è il fallo di Gil che vale il cartellino blu. Fallo di Gil che vale il cartellino blu. Rimane a terra Scuccato, blu a Gil quando mancano 10:09. Dunque al 15esimo c'è la punizione di prima, un fallo sacrosanto. Sì, anche se comunque Gil ha reagito al fatto che era stato schiacciato alla balaustra, però gli arbitri non avevano fischiato il fallo, Gil si è girato e ha colpito con il bastone, quindi l'espulsione ci sta tutta e c'era stato quel fallo precedente, ma indubbiamente il fallo di reazione in tutti gli sport è sempre punito. Scuccato speriamo piuttosto non sia niente di grave, probabilmente lo ha colpito, sembra sul piede, sì,
un malleolo forse destro e quindi ancora fermo, vediamo, probabilmente dovrà uscire dalla pista Scuccato anche perché sono entrati i sanitari, quindi dovrà uscire sicuramente dalla pista. E adesso si complica ulteriormente la situazione perché va Muglia a cercare gloria dalla parte di Riccardo Gnata, ma se anche Riccardo Gnata compisse il miracolo ci ritroveremmo con un'inferiorità numerica contro una squadra che abbiamo visto sa far girare sfera e potrebbe anche approfittarne per lasciar passare 2 minuti. E del resto il Bassano aveva avuto un brutto inizio di secondo tempo, ma ora stava, già prima di questo episodio, stava giocando forse nel momento, cioè aveva assorbito la difficoltà, no, dovuta alla rimonta all'1-2 del Forte dei Marmi e che l'aveva costretto spesso a chiudersi molto in difesa, e gli ultimi minuti invece aveva gestito decisamente bene la pallina. Sembrava quasi che il Forte dei Marmi stesse rifiatando per provare a riordinare le idee e ripartire con l'offensiva. Adesso, come hai detto giustamente, è chiaro che qui in ogni caso o segna il Bassano o se no altri 2 minuti, mancano 10 minuti alla fine e quindi è chiaro che la situazione tattica rischia di diventare comunque più difficile per il Forte dei Marmi, molto più difficile se il Bassano segnerà. Tanto stiamo aspettando, perdendo tempo a parlare perché ci sono sempre i sanitari che stanno soccorrendo Scuccato che non è ancora uscito. Dicevo, molto più grave se segnerà, ma anche giocare 2 minuti in inferiorità numerica con un Bassano che stava facendo girare la pallina molto bene come era avvenuto fino a poco prima del fallo, è chiaro che non sarà una passeggiata. Intanto vediamo se Gnata riesce a impedire allo specialista Muglia di trasformare il tiro diretto. Del resto comunque qui c'è l'imbarazzo della scelta, perché sono tutti molto bravi, Cancella è bravo, Coi è bravo, di tiratori scelti qui ce ne sono tanti. Intanto vediamo allora Muglia contro Riccardo Gnata, il Forte dei Marmi si riassembla praticamente in pista con Gual, Torner e Ambrosio, mentre è Muglia, Cancela, Coi e Pozzato per la squadra giallorossa. Adesso bisogna asciugare la pista e dunque ancora qualche secondo prima di poter vedere l'esecuzione di Muglia. 10:09, ricordo il risultato è 3-2 dopo il gol di Cancela e il raddoppio di Coi su rigore all'ultimo minuto del primo tempo. Ambrosio e Gilli in 3 minuti pareggiano, ma Amato con un gol veramente un Eurogol segna il 3-2. Adesso il blu a Gil, tiro di prima per Muglia, perciò occasionissima per il Bassano. Muglia contro Riccardo Gnata, tutto pronto adesso. Muglia che parte, va alla conclusione, risponde Riccardo Gnata, ancora Muglia, cerca un alza e schiaccia improbabile, poi c'è il fallo di Muglia su Riccardo Gnata, parato e riparato, e sale a 8 i falli di squadra per la formazione giallorossa. La pallina adesso è per Torner, chiaramente in inferiorità numerica deve lasciare passare tempo. Torner per Ambrosio, Ambrosio ancora, si allarga Ambrosio a Torner, Gual arretratissimo, Torner ancora tra 2 avversari, serve comunque Ambrosio che adesso in orizzontale gli torna a sfera. Ambrosio un possesso di pallina in area di rigore, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire. Attenzione a Muglia, l'alza e schiaccia di Muglia passa abbondantemente al lato, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con Gual. Gual per Ambrosio, per Gual ancora, Gual se ne va in fascia destra, si ferma, aspetta il piazzamento, questa volta fermo là in fondo è Torner, la sfera è proprio per lui dopo il tocco di Ambrosio che adesso diventa ultimo uomo. Torner cerca di andarsene con un pattino in una qualche maniera, comunque Pozzato lo ferma e torna a rimpostare l'azione con Marco in possesso di sfera. Questi a Cancela per Coi, ancora per Cancela che ci prova prima, attenzione, niente da fare, sparata lontana ma in maniera errata, non arriva a sfruttarla Ambrosio e dunque ancora un'occasione il Bassano per andare
tiro, Pozzato cancella per Pozzato, per Coi, ancora per Cancella, ma la intercetta Gual che se ne va in avanti. Gual alla conclusione, Murata ma mantiene il possesso della pallina, ancora Gual fra due avversari, da questi a Torner, e può entrare il quarto uomo. Gli abbiamo concesso un solo vantaggio, Giulio, e poi ci siamo tenuti a sfera per 2 minuti. Adesso Ambrosio va vicino alla rete e succede di tutto in area di rigore. L'arbitro dice che si può proseguire, forse è il caso di alzarsi un po' in fretta, visto che a 7:49 attenzione che c'è il gol di Muglia su Filtrante, 4-2 su Filtrante di Coi, e Muglia che fa 4-2 quando mancano 7:45. Dunque al 17esimo Muglia 4-2, si riprende quello che non aveva preso sul tiro diretto. Sì, il paradosso è che il Forteano ha resistito con l'uomo in meno e con l'uomo in più ha beccato subito il gol, un gol molto bello, costruito bene, con Coi che ha pescato in area Muglia, un gol alla sua maniera, e adesso è veramente molto dura per il Fortene Marmi, anche perché si è sbilanciato forse più una volta riconquistato il quarto uomo che non di quanto non avesse fatto prima con l'uomo in meno. Evidentemente si sentivano più sicuri, e poi invece il Bassano ha confermato di essere una squadra veramente micidiale, che sta facendo veramente bene. È chiaro che come numero di occasioni il Forteano ne ha costruite di più, ma come sempre negli sport in cui c'è da segnare la ragione è di chi la pallina la mette dentro. Senza ombra di dubbio, e l'ha messa dentro questa volta in maniera impeccabile Samuele Muglia per il 4-2 quando mancano 7:45. C'è ancora tempo per tutto il contrario di tutto, ma bisogna che quel tempo venga sfruttato. La sfera colpisce il soffitto, dunque si riprende con l'ingaggio nel cerchio di centropista, e vediamo quelli che saranno le direttive di Roger Molina. Gual e Coi sulla sfera, fischia, la sfera è riconquistata dai rossoblu, che adesso però devono rimpostare l'azione con Ambrosio. Ambrosio ancora ci prova, una mano, e beh, queste però sono quelle situazioni in cui da una parte entra e dall'altra no. Ci prova adesso Torner, su di lui va Pozzato, la sfera è ancora per Torner. Torner si allarga, cerca il tiro ma non lo trova, poi Torner va a recuperare la sfera ma è Pozzato che la porta via, la serve a Coi, occasionissima per il Bassano, che adesso ovviamente trova autostrade nel tentativo di andare a recuperare il Forteano, lascia grandi parti alla formazione veneta. Coi in possesso di sfera in orizzontale sbagliata, Ambrosio domestica per il tentativo di Gual, fermato, si lotta nell'angolo a noi buio, è il Bassano che ne esce con Amato che chiaramente va a dar manforte a mantenere il risultato. Ancora Amato cerca di andarsene, poi Torner intercetta sfera, serve Gual per il tentativo in giravolta di Amato che non riesce, scusate, di Ambrosio che non riesce su Amato, poi Amato porta via sfera, attenzione Amato per Coi, si ferma ovviamente, chiesto il time out da parte di Viterbo, ancora la palla in avanti per Marc Coi, da questi ha Pozzato, scusate, Cancella attaccato ma mantiene il possesso della pallina, Cancella per Coi, poi la sfera recuperata da Ambrosio, il tiro, il miracolo del portierone Veluto che veramente stasera ha fatto un lavoro straordinario. La palla è per Gil, ma c'è il cartellino blu a Coi che va a bastonare Torner, c'è anche il time out. Adesso volevo vedere la decisione dell'arbitro perché sinceramente non ho capito. Sì.
dà il cartellino a Marcoi. Giulio. Mi sembra che abbia agganciato il giocatore del Forte Marmicoi, mi sembra abbastanza ineccepibile anche in questo caso il cartellino blu. Comunque Veludo è andato a protestare, sta continuando a protestare, comunque c'è il time out e si riprenderà con un tiro diretto a favore del Forte Marmi, che chiaramente non può essere sbagliato, perché è evidente che in questa situazione con pochi minuti anche per l'Hockey, insomma, da giocare, è evidente che deve essere almeno dimezzato lo svantaggio, perché poi il Bassano appunto ha un doppio vantaggio che può cercare di mantenere fino alla fine. Sta per riprendere il gioco, vediamo chi sarà l'incaricato di battere il tiro. Sembra Ambrosio, sì, quindi Ambrosio contro Veludo. 5 minuti e 37 da giocare, è tanto per l'Hockey ma non è poi tantissimo, se specialmente il Forte dei Marmi non riuscisse a sfruttare questa occasione. Vediamo intanto il bomber Ambrosio contro Veludo e vediamo se riuscirà ad accorciare il risultato. Nel primo tempo ricordo che il rigore tirato da Torner è stato ben parato dal portiere Veludo. Vediamo adesso intanto se andrà alla conclusione o se andrà a portare sfera. La porta e poi niente da fare, in una qualche maniera Veludo riesce a fermarla. Adesso i 2 minuti sono per il Forte dei Marmi, ma il primo vantaggio rosso-blu è subito fermato con la sfera che gira lontana, poi la recupera Gil. Chiaramente questa superiorità numerica deve essere sfruttata ad ogni costo e per farlo bisogna essere, a mio avviso, un attimino più veloci. Gil in possesso di sfera, Gil per Torner, dietro porta Torner, cerca il filtrante, lo trova Gil ancora per Ambrosio che ci prova, la respinge il portiere, poi all'angolo ancora Ambrosio per Pedro Gil, per Torner, per Ambrosio ancora, per Torner, la gira dall'altra parte ma c'è il vantaggio, poi ancora Ambrosio, Ambrosio la aggancia, si lancia come un falco e fa la terza rete per il rosso-blu. Dunque 3-4 e si gioca ancora quando mancano 4:33. Ovviamente rientra in pista il quarto uomo per il Bassano. È Gil che riesce a portare via sfera, la porta in avanti Pedro Gil, missile Gil fermato, Cinquini ci prova subito, niente da fare, la sfera all'indietro, Ambrosio attaccato duro sulla stecca, l'arbitro dice che si può proseguire, Torner cerca un compagno, poi in area ci prova sul primo palo, niente da fare, Veludo 2 volte. Adesso il tiro si alza ma l'arbitro dice che si può proseguire ancora e poi la deviazione del portiere sopra la porta vale un ingaggio. Cancela e Torner, la sfera è per Gil, supera Gil l'avversario, poi è costretto a girare a ritroso, ancora Pedro Gil per Ambrosio, se ne va Ambrosio, va alla conclusione, la sfera fermata dal portiere, ancora un'ottima azione del rosso-blu. Adesso è Cinquini attaccato per Torner, per Gil al centro, in una qualche maniera la spara via, poi attenzione perché perdiamo una sfera importante, deve metterci una pezza grossa come una casa il buon Riccardo Ognata. Gil, tiro, questa volta è Veludo a salvare i suoi, la sfera rimane lì ma vediamo portieri che richiamano all'ordine le squadre e ci sono i 10 secondi sfumati, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Intanto dentro il Luzzi e fuori Torner, bisogna rettificare la posizione, saranno 180 secondi veramente di sofferenza per tutti.
ci prova adesso Ambrosio, l'arbitro dice che non c'è fallo, attenzione al filtrante, questa volta è Gnata a fermare, il Luzzi cambia per Gil, ancora Gil in fascia destra, all'indietro per il Luzzi, c'è un varco per lui, poi viene agganciato e messo giù, è blu sacrosanto ed è Scuccato che va in panca puniti al 22 e 21. Blu ha Scuccato, dunque punizione di prima affidata ancora ad Ambrosio, sembrerebbe. Torna a protestare il portiere Veludo, ma mi sembrava Giulio anche in questo caso. Sì, fra l'altro era anche lanciato verso l'area, quindi insomma se non, magari il tiro l'avrebbe sbagliato, però sicuramente da quella posizione Ambrosio avrebbe tirato, ecco, non è che comunque meno male, ecco, che Scuccato è rientrato, quindi l'incidente è stato fortunatamente meno grave di quello che sembrava all'inizio. Adesso è il Forte dei Marmi che questa volta, lo diciamo ormai dall'inizio, non può davvero sbagliare. Vediamo come si comporterà questa volta Ambrosio, se cercherà il tiro diretto, pantomima classica di Veludo, da quando è arrivato in Italia sempre prima di un tiro diretto fa questa posizione propiziatoria. Il tiro questa volta è parato, poi la spara lontana, la recupera però Cancela con un po' di fortuna e dunque può macinare secondi per i suoi. Poi è il Luzzi che gli porta via sfera, il Luzzi avanza, il Luzzi, missile di Luzzi, fermato ancora da Veludo in uscita, ma è ancora il Luzzi all'indietro per Gual per Gil, per Gual, superiorità numerica, ci prova il Luzzi per Gual, per Gil bisogna prendersi però quella responsabilità, ci prova adesso Ambrosio, la sfera è alta, la punizione per i giallorossi. 2-0-5, un primo e 26 di superiorità per il rosso-blu, si lamenta Veludo con la panchina, Cancela cerca di far correre il numero 5 Pozzato, poi arriva Gual ma Pozzato riesce a portarsi via sfera, Gual gliela soffia, rilancia su il Luzzi che porta avanti i suoi servendo l'orizzontale Gil, schierata a triangolo ovviamente il Bassano, c'è la sfera per il Luzzi, ancora per Gual, da questi a Gil, si accentra Gil per Gual, per Gil ancora, per il tentativo di Ambrosio che però viene fermato da Mato, la sfera poi è fermata dall'arbitro, dice che era in possesso del Bassano, la stava lottando Ambrosio Amato, la punizione dunque in favore del Bassano. 45 secondi di superiorità per il Forte dei Marmi sul Bassano, quando manca un primo e 24, 4-3 il risultato, sta premiando il Bassano, la squadra che forse sotto porta si è dimostrata un po' più cinica, perché se contiamo il numero delle occasioni veramente non ce n'è per nessuno. 1-24, ancora fallo di squadra, non ho capito cosa ha accennato l'arbitro, vediamo adesso, c'è la punizione in favore del Bassano, manca un primo e 24, la sfera è per Pozzato, si intromette il Forte dei Marmi, la recupera con Pedro Gil, a 1-20 Gil in avanti, ancora Gil, finta il tiro, poi serve Gual, ancora per Gil, dietro porta per il Luzzi, per Gil ancora, per Gual, il Luzzi, Gil, ci prova di più mantenzione, sfera che si impenna, ma un rimbalzo maligno, 23 secondi ancora di superiorità, ma la punizione è per il Bassano che la tira lontanissima, c'è il Luzzi in netto anticipo sul Pozzato, l'arbitro si può proseguire, Gual per Gil, ci prova Gil sul primo palo, niente da fare, poi sfera che si alza, attenzione che schizza lontana, c'è Cancela in anticipo, Cancela
ma occasionissima in inferiorità numerica. La sfera è per il Luzzi, sfuma la superiorità numerica per il rosso-blu, si torna a puntare, squadre piene, ma il Forte dei Marmi, attenzione, che ha cambiato il portiere e va a segnare con il Bassano che soffia la sfera, va a segnare il gol che vale la vittoria. Lo rivediamo a 23 secondi, il Bassano con Coi, se non vado errato, fa 5-4. Occasione sprecata del rosso-blu, punita immediatamente da Coi, 23 secondi alla fine, torna in doppio vantaggio un Bassano che veramente si è dimostrata squadra solidissima. Gil, la martellata, fermata ancora il Luzzi a 15 secondi, la dà lunga per Gual, attaccato, niente, a 7 secondi Giulio, diciamo che si chiude qui, niente può più cambiare. Un Bassano che è stato sicuramente più cinico sotto porta e si porta a casa 3 punti importantissimi. Senz'altro 3 punti e soprattutto la consapevolezza di poter... scusami Giulio, si porta a casa la vetta della classifica stasera. Anche, sì, anche perché vabbè, il Trissero non gioca, insomma, però indubbiamente si porta a casa soprattutto la consapevolezza di potersi inserire a pieno titolo nel ristretto gruppo delle favorite, un ristretto gruppo delle favorite da cui il Forte dei Marmi questa sera esce un po' malconcio, a dire la verità, perché è la seconda sconfitta in 5 partite giocate, dopo quella di Trissino, questa molto pesante in casa. Un Forte dei Marmi che sicuramente non ha peccato in generosità, ha sicuramente invece peccato, al di là dei meriti di Veludo, sotto porta, perché avrebbe dovuto far di più, e in particolare più di tutto ha peccato nei tiri diretti, che sono stati veramente implacabili nel decretare poi alla fine della fiera la sconfitta dei rossoblù. Un Bassano che quindi vince meritatamente, anche se occasioni oggettivamente ne ha avute di meno, però gol ne ha fatti 2 in più dell'avversario, quindi il risultato premia la formazione di Viterbo, che come detto giustamente al momento è prima in classifica. È tutto, grazie anche da parte di Giulio Arnolieri, il microfono torna a Fabrizio Ercolini e buona serata. 5-3 per lo Broker Bassano sulla pista del Forte dei Marmi, una partita dove il Forte dei Marmi ha creato un po' quello che è successo sabato scorso al contrario, no? Dove l'Odia si è creato tantissimo ma il Forte è andato a segno in maniera cinica. Stasera il Forte ha creato tantissimo ma il cinismo degli attaccanti del Bassano ha premiato la squadra di Viterbo, che meritatamente torna in Veneto con 3 punti importanti in più in classifica. Per il Forte dei Marmi una difesa che questa sera non è stata impeccabile come ci eravamo abituati, ma soprattutto un attacco che deve essere un po' più cinico, un po' più preciso, e a questo punto il mio grazie va all'amico Giulio Arnolieri, che ritroveremo oramai verso la fine di novembre, perché adesso come sappiamo si ferma il campionato. Dalla regia non so se abbiamo la schermata con le partite di Coppa che andremo a giocarci, visto che c'è stato il sorteggio, se è possibile prima della chiusura vediamo anche quelle. Vediamo un Forte dei Marmi un po' scornato a centropista che aspetta il saluto dei tifosi, e adesso abbiamo il gruppo. Il Forte dei Marmi entra nel gruppo C con Caldes, Noia e Follonica, e ditemi voi se è fortuna questa, 2 spagnole e la squadra che al momento stasera anche lei vola in testa alla classifica, il Follonica. Dunque questo è tutto, un grazie all'amico Giulio Arnolieri, lo lascio al pezzo per la redazione sportiva della Versilia della Nazione, un grazie al maestro delle riprese della parte tecnica Giuseppe Nardini, al re dei bottoni in regia Simone Polacci. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, ci sentiamo in quel di novembre.